Amici di Directa Sport, un saluto da Alessandro De Peru e Chico Pio in regia. Benvenuti a Santa Maria Coghinas. Questa è la giornata numero 11 del girone B di promozione. In campo Coghinas Calcio e Campanedda. Coghinesi che hanno ritrovato la vittoria nella scorsa giornata in un derby dominato dopo ben 3 giornate di digiuno condite da 2 sconfitte e un pareggio. Oggi i rossoblù di Paolo Congiu cercano di mantenere questo trend, ma lo devono fare contro un Campanedda che invece sta vivendo un momento di ottima forma, soprattutto dopo la vittoria di domenica scorsa contro il Bosa, grazie all'unico gol in stagione di Valenti. Squadre già schierate in campo. A muovere il primo pallone sarà il Santa Maria Coghinas. Sarà il numero 10 Augustin Meli ad occuparsi della battuta. Batte Meli, inizia Coghinas Campanedda. Subito lancio lungo di Della Matta a cercare il movimento di Matteucci. Pallone troppo lungo, quindi rimesso dal fondo. Dicevamo, il Campanedda deve cercare assolutamente di vincere per continuare il momento di forma, ma in casa per ora in questo campionato in trasferta non ha mai vinto. Ma questo sicuramente è un dato importante, ma relativo. Nel calcio sappiamo, questi dati ci raccontano tanto di quello che succede in campionato nelle due squadre, ma alla fine l'ultima parola c'era il rettangolo di gioco. Mentre c'è il fischio del direttore di gara, c'è il fuorigioco del numero 17 Seu. Prova subito a battere velocemente il numero 8 Del Rio Mirko. Intelligentemente addosso all'altro numero 8 Matteucci Santiago. 9 gol in questo campionato per l'argentino, che poi viene a colloquio poi con l'arbitro. Prova a giocare il Campanedda, poi un attimino di confusione dopo l'errore del calciatore rossoblù a causa della pressione di Troisi, che continua la sua corsa verso il portiere avversario Rice, che va a lungo a cercare Usai. Colpo di testa anticipato poi da Della Matta. Si ripartirà dalla rimessa laterale. Indietreggia Canu, andrà alla battuta verticale ancora a cercare il compagno, poi piattone, ne approfitta Ramirez e allora può giocare Matteucci. Petto prova a lottare col fisico, che ha un movimento in sovrapposizione di Fiorentino, gliela scipa però calciatore del Campanedda che può ripartire con il lancio ancora 1 contro 1. Serra prova a tenerlo, gli scappa però il numero 20 Rio, ancora Perez in ausilio al suo capitano, mette fuori, calcio d'angolo Campanedda. Primo corner della gara. Andrà alla battuta Mirko Del Rio. E poi andrà alla battuta. Prova Del Rio, corto sul primo palo. Ci è arrivato Usai, ma non è riuscito a indirizzare in porta il pallone. Allora rimessa dal fondo. Arriva il pallone dalla panchina. E ora potrà battere Perez. Ramirez. Centralmente Criado, gioca largo. Prova ancora il lancio lungo a cercare il movimento di Troisi. Prova a stoppare il numero 19, poi protegge col fisico e poi ci ripensa. Allora torna dietro Meli. 1 contro 1 con Del Rio, poi scarica Ramirez dietro. Fiorentino. Finta, poi allarga a cercare il movimento di Matteucci, che però
voleva pallone leggermente più largo e più indietro, voleva il suggerimento in verticale, invece il giovane 22 di Coghinas. Non si sono capiti i due e allora si ripartirà con la rimessa laterale a favore del Campanedda. Numero 3 Masala, ex Alghero, a battere. Uomo di grande esperienza là dietro per gli uomini di Cocco, che possono contare su un centrale difensivo di altissimo livello. Fiorentino adesso a battere la rimessa, gioca lì vicino, si sposta al 18, poi prova il cross, c'è Usai da quelle parti a fare da guardia. Allora ennesima rimessa laterale. Serra, Della Mata prova a giocare largo, De Riu torna indietro, Ramirez poi allarga il gioco, Simone Serra si è allargato, si fa vedere Fiorentino, dice di non servirlo per ora al capitano, allora si ritorna indietro. Della Mata, eccolo al lancio in profondità, cercare ancora il movimento di Matteucci. Poi un attimo di indecisione, allora può approfittarne il Campanedda con la corsa del numero 20, a cui ha messo fine Criado a un intervento fisico. È rimasto a terra calciatore del Campanedda, uomini di Congiughe decidono di giocare ed eccola la prima munizione di gara, carico di Masala dopo l'intervento di Matteucci, sicuramente per permettere al suo compagno di squadra di potersi rialzare. Si rialza adesso Riu, colpo alla spalla per il numero 20 di Campanedda, che adesso prende posto in area di rigore. Il direttore di gara ha deciso di concedere ovviamente il calcio di punizione al Coghinas. Meli e Matteucci a colloquio, gli dice qualcosa l'argentino dalla numero 8. Vediamo se batterà al destro di Meli o il sinistro di Santiago Matteucci. Barriera piazzata. E ora potrà andare alla battuta uno dei due argentini. Finta, doppia finta, poi Meli ci ripensa, riprende. Allora la rincorsa. Va Meli, gol cross in mezzo a cercare il colpo di testa, non trova nessuno, mette fuori. Alla fine Tocci. Può ricominciare Coghinas, Perez, che richiede movimento anche indietro per avere più opzioni. Era sceso Criado per impostare direttamente da dietro. Della Mata, si fa vedere De Riu. Della Mata però decide di cambiare il gioco, allora si va sull'auto di sinistra. Serra allarga il gioco, ancora Meli, torna indietro dal capitano, poi centralmente Criado. De Riu, ottimo passaggio, poi Matteucci non riesce nel controllo, allora lancio lungo a cercare il movimento di un compagno, poi svirgola Simone Serra, mette in falla laterale. Batterla sarà Masala, unico ammonito di gara per ora. Masala gioca vicino da Usaide, però perde il pallone, allora può ripartire Seu con il lancio in verticale a cercare il movimento di Matteucci, anticipato ancora da numero 17 Gianni. E allora può ricostruire Campanedda. Rice. Masala, ecco il lancio davanti a cercare Usai, ancora anticipato da Simone Serra. Alla fine di fatto è un passaggio, il lancio del numero 2 per Roberto Seu. Non arriva all'appuntamento col pallone il numero 17 del Coghinas. Allora può ricominciare il Campanedda. Masala.
Prova col lancio, c'è Ramirez, altra rimessa laterale per il Campanedda. Colpo di testa, poi mette fuori Criado, Meli, Matteucci e ricomincia. Criado, largo. De Riu. Criado. Ramirez. Si muove in verticale Fiorentino. Ramirez se la prende con calma e alla fine sterza e ricomincia dietro. Criado. Pallone per Matteucci, cerca l'1 contro 1. Matteucci prova a scambiare con Ramirez. Ancora il pallone di ritorno per il numero 7. C'è Meli da quelle parti. Calcia Matteucci, ancora Murato. Ancora Matteucci al volo col mancino alto. Sarà rimessa dal fondo. Sarà classe 2007 Rice a batterla nel mentre che attende l'arrivo del pallone dalla panchina. Eccolo il giovane portiere che batte. Allora può ricominciare il Campanedda. Rice centralmente, Del Rio allarga. Gioca con calma, un attimo di decisione. Allora può ripartire il Coghinas con il lancio di De Rio in avanti a cercare il movimento di Troisi. Poi contrasto con l'avversario. Guadagna comunque la rimessa laterale. Prova con il pallone subito dentro. Usai mette fuori. Si ripartirà dalla rimessa laterale Coghinas. Fiorentino. Gioca dietro verso Serra. Stato capitano più giovane della storia del Santa Maria Coghinas. Lancio lungo ancora della squadra di Congiu. Poi Fiorentino mette un cross non preciso. Possesso rimane comunque a favore delle maglie bianche di Congiu, che possono ripartire ma commettere un errore. Allora può andare il Campanedda subito in verticale per sfruttare la velocità di Riu, atterrato dall'avversario. E allora calcio di punizione Campanedda. Masala chiede il lancio lungo. Eccolo premiato il numero 3 di Campanedda. Si rivela un passaggio, il suo controllo, poi ancora un attimo di confusione. Calcio al 7, atterrato in area di rigore. Ce ne sono addirittura 3 per terra. 2 del Coghinas, 1 del Campanedda. Rimasta a terra Del Rio Alessio. E gli altri 2. Si tratta di Della Matta e Simone Serra, che nel mentre si assicura che il suo compagno Fiorentino si rialzi. Eccolo il numero 22, rimane a terra nel mentre Della Matta sembra aver avuto la peggio dei 3. Anche Del Rio però non se la passa nel migliore dei modi. Partita che è iniziata da circa 13 minuti. Abbiamo visto 2 squadre che per ora provano a studiarsi. Poche occasioni sia da una parte che dall'altra, perlomeno praticamente nessuna concreta. 2 squadre che non vogliono lasciare nessun punto e che vogliono rischiare il meno possibile. Approfittiamo di questo momento per ricordarvi che da qualche settimana è disponibile la possibilità di abbonarsi al canale YouTube di Directa Sport per supportare tutto il lavoro dei cronisti, degli operatori della post-produzione, che ogni settimana si impegnano per portare il calcio dilettantistico, in questo caso, e altre 42 discipline nelle vostre case, per permettervi di seguire lo sport della vostra isola comodamente dal vostro dispositivo elettronico. A solo 99 centesimi al mese. Inoltre c'è anche la possibilità di segnalare un evento. Noi ovviamente terremo conto di tutte quante le vostre segnalazioni, in caso ovviamente di abbonamento. Ritorniamo in campo però, il pallone
Lo ha mosso Perez, può andare adesso Santa Maria Coghinas con Fiorentino sulla fascia di destra. Occhio al movimento di Ramirez, prova la triangolazione il 22, Ramirez però ha tutt'altra idea. Serra, Della Mata, allarga il gioco, De Rio si fa vedere Troisi, prova a premiare il numero 4, si trova però a contrasto con il numero 2, allora lancio lungo a cercare il movimento di Del Rio, Della Mata per non rischiare niente col lancio lungo. Si continua con i lanci lunghi, poi a mettere ordine nella confusione proprio il numero 10 Meli Augustin, autore di un gol ma soprattutto una grandissima prestazione nel derby col Castelsardo vinto dal Coghinas per 5-1, segnato ovviamente dalla tripletta di Matteucci che prova a servire il suo connazionale. Eccolo Meli, se l'ha trascinata fuori il numero 10 argentino. Eccolo il primo squillo della gara, forse l'occasione più ghiotta fino a questo momento l'ha avuta Meli Augustin grazie al lancio verticale di Matteucci. Due che soprattutto in un momento come questo, infatti la squadra di Congiu si priva ancora di Radovanovic che però è tornato in panchina dalla scorsa settimana. Insomma, su due che danno equilibrio e verticalità. Meli, eccolo il lancio in avanti a cercare Matteucci, anticipato però dal classe 2007 Rice che rimette in gioco Masala. Se la sposta l'ex Alghero, prova a sgasare, Matteucci lo atterra, fallo, calcio di punizione. Si sistema i calzettoni l'ex Alghero, classe 94, è ancora a secco di gol in questo campionato. Comunque fornisce sempre prestazioni di alto livello, grazie anche ovviamente alla sua esperienza anche in categorie superiori. Altra infrazione nel mentre, altro calcio di punizione per il Campanedda. Fischia l'arbitro, vuole che Scigliano posizioni il pallone nella zona giusta prima di potergli concedere di battere. Eccolo, Scigliano che batte per Del Rio e allora si può ripartire. Scigliano, lancio in verticale, tutto inutile, Ramirez con la testa ad allungare il pallone per Matteucci, occhio all'1 contro 1, prova Matteucci, se la sposta sul mancino, Matteucci ancora se la vede con Masala, lo passa, poi deve indietreggiare, allora allarga il gioco. De Rio, si propone Troisi, se la sposta sul destro, poi sterza ancora, Troisi prova a superare con l'1 contro 1, alla fine è costretto a tornare indietro da Criado che allarga. Serra, Criado, Meli, gioca dietro, prova ad allungarsela Della Mata, poi allarga il gioco, ancora Del Rio. C'è movimento in area, ancora De Rio, prova gol dentro con il cross rasoterra. Rice prima di tutti rimette in gioco Masala. Predica calma ai suoi, poi sbaglia, allora Meli può approfittarne, prova col pallone dentro a cercare Matteucci, poi Troisi a recuperare il ritardo di Matteucci. Guadagna comunque il calcio d'angolo il Santa Maria Coghinas che adesso prova ad essere più propositiva e a creare più problemi possibili al Campanedda, che per ora sta rispondendo bene, mentre stiamo per entrare nel 19° minuto. Meli andrà a battere questo calcio d'angolo, alza la mano sinistra, va Meli, gol cross sul primo palo, pallone messo fuori, occhio a De Rio però lì di guardia, c'è fallo però di De Rio, allora si ripartirà col calcio di punizione. Rice prima si avvicina al pallone per battere velocemente, poi Scigliano niente, una dose di calma al numero 1 di Campanedda.
e poi concede il calcio di punizione alla battuta al numero 1. Varrais profondo, cerca il movimento di Usai, salta e lotta con Ramirez. Alla fine Usai ha tempo di stoppare, prova a scappare l'11, alla fine perde il pallone, allora può ripartire la squadra di casa con De Riu. Della Mata, c'è movimento in verticale anche di Fiorentino, si allarga Serra, richiede il pallone e viene premiato. Eccolo Serra, di vicino, Criado, Ramirez. Della Mata prova a portarla su, poi decide di servire Ramirez. De Riu lotta ancora, De Riu prova a passare, gliela toglie però. A disposizione Tocci, la mette in fallo laterale. Alla battuta De Riu di questa touche. Vediamo se sarà questa l'occasione per sbloccare il match. Meli, Criado, Della Mata, stop e va dentro col mancino a cercare il movimento. Eccolo Ramirez col colpo di testa, e però si rivela tutto inutile perché si spegne sul fondo, nel mentre Seu recriminava un contatto dentro l'area di rigore. Per il direttore di gara non ci sono gli estremi per il tiro dal dischetto e quindi rimessa dal fondo Rice. Se la sposta di Rio va a lungo a cercare il movimento del numero 7. Alla fine Fiorentino si assicura che il pallone finisca fuori e batte la rimessa laterale. Serra, Della Mata, De Riu, stop e va dentro col mancino ancora a cercare il movimento di Troisi verticalmente, che poi scappa al suo marcatore. Ancora Troisi scatenato, prova ancora col movimento in verticale di Matteucci, gol tacco a cercare Ramirez. Eccolo il gol che sblocca la gara, eccolo il gol del Santa Maria Coghinas. L'avevamo detto, lo stava cercando la squadra di Congiu, l'ha trovato grazie all'argentino dalla numero 7 Ramirez. 1-0, terzo gol in campionato di Ciro Ezequiel Ramirez, che ha finalizzato l'ottimo spunto di Matteucci, che però deve ringraziare Troisi. È riuscito a scappare al suo marcatore e a servire in profondità l'argentino, che poi con una giocata spettacolare ha messo dentro. Ramirez si è trovato con il pallone sul destro e non ha esitato 2 volte a ribadirlo in porta. Minuto numero 23. Ha sbloccato la gara Ramirez e quindi Campaneda, che adesso si ritrova a dover rincorrere. Si tratta del 16° gol stagionale subito dalla squadra di Antonio Cocco, che per le squadre lì nelle sue zone di classifica subisce anche relativamente poco, ma crea altrettanto poco. Solo 17 gol segnati dalla squadra di Campanella, che non può neanche fare affidamento su un vero bomber di razza, anche perché nessuno della rosa è riuscito a superare ancora i 3 gol in campionato. Comunque questa gara è più che aperta. Prova Riu verticalmente, può ripartire però il Santa Maria Coghinas con lancio. Meli, golpetto, prova a lottare, in palleggio ancora Meli, spettacolare, prova a passare su Del Rio, che poi ne esce vincitore. Criado a dare problemi, Ramirez, pallone di ritorno ancora a mettere ordine Ramirez. Oggi sembra in stato di grazia il numero 7, non che di solito sia un giocatore di basso livello, oggi sembra particolarmente scatenato però il numero 7 di Congiu. Ecco il lancio verticale, Meli passa su uno, poi premia Fiorentino, arriva il cross del 22 sul secondo palo, non c'è nessuno però
Troisi è troppo in avanti, il cross è troppo lungo, salva Matteucci, no. E allora rimessa laterale Campanedda. Se la prende con calma e poi va lungo ancora a cercare Usai, ennesimo anticipo sul numero 11 di Campanedda. Un avvio di campionato non ottimo per il classe 89. 3 gol tra Coppa Italia e campionato. Arrivato nell'inverno scorso alla Corte di Coco, ha dato un contributo fondamentale alla storica promozione in promozione, tra l'altro. Prova Seu con lo spunto, il cross, a cercare un compagno, ennesimo traversone messo fuori, allora altro calcio d'angolo sulla fascia di sinistra, eccolo inquadrato dalle immagini di Chico Pio. Augustin Meli che adesso credo chiami uno schema. Infatti facendo ai compagni si fa vedere con entrambe le braccia alzate. E allora andrà al cross. Prova corto il colpo di testa, Rice ci arriva per primo, allora può uscire adesso il Campanedda che deve sfruttare il momento, prova con il lancio in verticale. Alla fine Usai, anticipato ancora da Serra. Il pallone era forse troppo lungo. Serra era posizionato bene, allora rimessa laterale. 26 sul cronometro, 1-0 per il Santa Maria Coghinas, grazie al gol di Ramirez. Campanedda che dopo aver subito il gol cerca di mettere un po' più di pressione alla squadra di casa, per ora non ci sta riuscendo in particolar modo. C'è fallo nel mentre di Daniel Gianni, non è d'accordo però il numero 17, e allora il direttore di gara adesso va a dirgli qualcosa, sicuramente un avviso, credo che dalla prossima protesta scatterà l'ammonizione. Per ora il direttore di gara sceglie la via del dialogo, non credo che si andrà avanti così però fino al 90°. Serra dietro, Perez allarga il gioco sull'auto di sinistra, cerca il movimento di De Riu, stoppa col mancino, poi va a lungo ancora, cerca il movimento di Matteucci, c'è anche Seu da quelle parti, esce Rice con la testa, prova ad allontanare, poi l'intervento di Savia a mettere fuori. E ora può ripartire Campanedda. Lancia ancora in verticale di Canu. Anticipato ancora Del Riu. Quindi rimessa laterale. In zona leggermente più avanzata. Deve sfruttare il Campanedda. Mentre mancano meno di 20 minuti più recupero al termine di questo primo tempo. Vediamo se la squadra di Antonio Cocco riuscirà a trovare il modo di pareggiare questa partita prima del primo tempo, o se invece andando in spogliatoio in svantaggio. Matteucci prova a servire Ramirez, lotta per un attimo, poi perde il contatto con la sfera, allora Masala prova ad allargare il gioco, c'è Usai da quelle parti, viene atterrato dall'intervento di De Riu, forse voleva provvedimento il numero 11 di Campanedda, atterrato Del Rio, e allora può giocare adesso il Campanedda, colpo di testa di Criado, un attimo di confusione, poi prova a uscirne Troisi. Fiorentino, Serra. Della Matta. La tiene il numero 6, poi va a lungo ancora a cercare Ramirez.
Liscia il pallone però, c'è Fiorentino da quelle parti che raccoglie prima di tutti. Fiorentino prova, ancora deviato, poi pallone che è uscito e allora si ripartirà con il calcio d'angolo. Matteucci va a battere col suo mancino, se la prende con calma l'argentino numero 8. Eccolo qua, prende adesso il pallone. C'è anche Troisi da quelle parti. Notare che Matteucci abbia opzione dentro e opzione anche lì vicino. Sceglie di andare dentro, profondo ancora, un attimo di confusione, poi Meli arriva prima di tutti, calcia Meli, deviato. C'è Ramirez però, non è finita, De Riu ancora col cross, ennesimo traversone deviato però con la mano. Quindi palla a 2, quindi non ha toccato con la mano. Ha toccata l'arbitro, ha toccata il direttore di gara. E ora può ripartire il Coghinas. Serra. Della Matta. Criado. Sterza e torna indietro. Perez. Prova a mettere pressione adesso il Campanedda. Porta 2 uomini lassù. Tocci e Usai. Cerca di dare fastidio. Esce comunque il Coghinas con Fiorentino. Profondo. Seu. Riesce a servire Matteucci. C'è la sovrapposizione di Fiorentino. Matteucci prova con l'1 contro 1. Alla fine serve il 22. C'è il movimento dentro. Anticipato ancora il cross di Fiorentino. Provata a ripartire velocemente il Campanedda. Serra però ha messo in rimessa dal fondo. Potrà battere adesso Rice. Lancio in profondità. Prova a usare golpetto, a smistare per il compagno. Occhio al movimento in verticale di De Riu. Anticipato ancora da De Riu. Troisi. Ramirez. Va centralmente Meli, con calma adesso la squadra di Congiu per gestire questi ultimi 13 minuti più recupero. Non c'è motivo di correre per la squadra di casa. Ce n'è e come per correre per la squadra di Antonio Cocco, che deve cercare di mettere più pressione possibile ai padroni di casa per indurli in errore e sfruttare qualsiasi occasione. Deve sfruttare errori come questo, allora può ripartire il Campanedda. Rice prova ad allargare il gioco cercando da quelle parti, prova con il pallone in verticale a cercare Tocci. Fine della Mata lo anticipa, allora può andare verticalmente. C'è Meli, prova ad addomesticarla, poi con la testa. Contatto con l'avversario per il direttore di gara. Si può fermare il gioco. Preso un colpo in testa a Meli. Varrais più che da appurarsi delle condizioni di Meli a dire qualcosa al direttore di gara. Per lui sicuramente non c'erano gli estremi per fermare il gioco. Fatto sta che si ripartirà dal calcio di punizione. Gianni a battere. Fischia il direttore di gara. Allora si può ripartire. Del Rio. Prova in verticale, c'è Troisi da quelle parti. Sterza ancora al 19, poi pallone in verticale a cercare il movimento di Matteucci. C'è ancora qualche compagno, poi Matteucci serve dietro. Meli. Ancora Meli. 2-0 e poi scintille con Rice. Gol annullato e allora può ripartire il Campanedda.
in verticale. Si sta scaldando anche dal punto di vista agonistico la gara. Oltre a quello tattico, le squadre adesso si stanno scoprendo anche di più. Mancano circa 11 minuti al termine di questo primo tempo. Adesso le due squadre cercano di giocare anche in maniera un pochettino più fisica. Il direttore di gara alla fine è stato costretto a fischiare infrazione per fermare il gioco e far tranquillizzare un pochettino i 22 calciatori in campo. Fatto sta che si ripartirà appunto con il calcio di punizione del Rio. Gianni se la sposta ancora, palla al piede, poi allarga il gioco, c'è Masala, occhio al movimento in verticale, prova Masala, ancora Serra a fare da scudo per evitare problemi. E allora rimessa laterale, c'è Masala già pronto a batterla, aspetta solo che arrivi il pallone dalla panchina. Masala chiede ai suoi compagni di velocizzarsi e poi va a battere. Del Rio se la sposta sul destro, prova col cross a cercare il movimento. Perez con la manona per cercare di rischiare meno possibile. Adesso calcio di punizione d'angolo, non di punizione. Se la sposta ancora Del Rio, sterza, poi mette fuori, eccolo cross sul secondo palo, Perez in due tempi rischiando più di qualcosa. Alla fine il possesso è suo. Usai dà abbastanza fastidio e riceve l'ammonizione. Si ripartirà dal calcio di punizione stavolta per il Coghinas. Perez si occuperà della battuta. E allora può giocare il Santa Maria Coghinas. Della Matta. Se la sposta, poi ci ripensa, un attimo di indecisione, alla fine è costretto a ritornare indietro. Criado prova ad andare in verticale ancora Matteucci, prova Melia ad uscire ancora, si impone col fisico. Melia alla fine subisce anche fallo. Ennesimo inizio di gara sontuoso del numero 10 di Coghinas. È sempre un'arma in più sia in fase offensiva che in fase difensiva. Non si discute assolutamente il talento del numero 10 di Coghinas. Gianni gioca, Scigliano allarga il gioco verso Canu. Non riesce a controllare però il numero 2 e allora rimessa laterale Coghinas. Della Matta. C'è movimento dall'altra parte di Fiorentino, decide però di giocare sul lato di sinistra Della Matta. Fine serie di rimpalli. Guadagna anche la rimessa laterale in zona più avanzata. Di Rio alla battuta con davvero calma. E alla fine costruisce il Coghinas. Della Matta porta su, poi cerca il pallone in verticale. Matteucci prova a giocare con Meli. Pallone di ritorno per l'8. Alla fine torna dietro. Ramirez. Criado. Della Matta, pallone in verticale. Ancora Ramirez. Allarga il gioco. De Riu. E poi ancora Criado. Della Matta. Prova ad andare verticalmente a cercare il movimento di Matteucci. Prova Matteucci e in fuorigioco secondo il direttore di gara. Sarebbe stata annullata questo gol di Santiago Matteucci.
Si trovava in offside l'argentino di Buenos Aires. E allora può giocare il Campanedda. Masala. Se la sposta sul mancino, poi va verticale, ancora cerca il movimento del compagno. Serra a mettere fuori, poi Meli salva il pallone e cerca il movimento in verticale di Ramirez, che però nel mente si era fermato. Allora può ripartire adesso il Campanedda. Tocci. Gioca dietro. E allora Gianni. Non ottimo il controllo del 17, può sfruttare Augusti Meli questo errore. Se la sposta al 10, allarga il gioco, ancora Matteucci se la sposta, Matteucci, mancino! Intervento di Rice e la rete di Seu. Ha raddoppiato il Coghinas per mano di Roberto Seu. Raddoppia! Gol! Il numero 7, Roberto Seu! Scusate, col numero 17. Ottimo spunto del numero 10 Meli, che ha sfruttato l'errore del Campanedda. Poi è arrivato il pallone sul secondo palo dopo l'intervento di Rice. Un gioco da ragazzi per Roberto Seu, che poi esulta con la sua gente e riprende il posto nella propria metà campo. Minuto numero 41 adesso. Il risultato è di 2-0 per il Coghinas Calcio, grazie ai gol di Ramirez e Roberto Seu. Gianni prova ad uscire, addirittura la palla al piede, poi va a lungo a cercare ancora il movimento di un compagno che non c'è. Troppo lungo questo lancio e allora il numero 20 Riu poi è costretto ad arrendersi. Rimessa laterale per il Coghinas. Fiorentino alla battuta. Prova ad andare subito lungo, Seu salta, liscia però questo pallone, allora Gianni. Matteucci per cercare di mettere fretta, poi Meli porta via il pallone al marcatore, ancora Meli prova a servire Matteucci, ancora il pallone in verticale di ritorno per Augusti Meli, l'ha salvata Rice che cerca poi di ripartire velocemente. Altra grande occasione per il Coghinas Calcio, non sfruttata però correttamente. Atterrato nel mentre Usai. Calcio di punizione per il Campanedda. Masala batte velocemente per sfruttare ogni secondo a disposizione prima del fischio della fine del primo tempo del direttore di gara. Vediamo quanto recupero ci sarà. Prova con il Lobusai, trova ancora solo maglie bianche, poi Masala prova a scappare, ancora Masala, lotta con Ramirez, passa su uno, poi Fiorentino si assicura che il pallone termini fuori, non l'ha toccata il numero 22, allora potrà battere questa rimessa laterale. Fiorentino con calma, poi deve andare lungo, nel mentre sono aggrovigliati praticamente Ramirez e Masala. Atterrato Rio, ancora un attimo di confusione, anche di cattiveria sportiva, poi pallone centrale di Usai, nulla di fatto questo passaggio del numero 11 di Campanedda. Fatto sta che comunque la sua squadra può costruire. Gianni, Del Rio prova ad allargare il gioco, a cercare il movimento in verticale, c'è la sovrapposizione di Tocci, prova a fare tutto da solo Del Rio, prova ancora con il cross sul secondo palo, c'è Fiorentino da quelle parti, allora mette fuori, trova anche Seu tra l'altro, poi Ramirez, perde il pallone su Masala, Criado mettere ancora in verticale per premiare lo scatto di Seu, il lancio è troppo lungo e allora si ripartirà con la rimessa laterale per il Campanedda. Masala si occuperà di batterla. Ottima prestazione del numero 3, nonostante i 2 gol di svantaggio della sua squadra, però è stato penalizzata dal grande talento dei giocatori in campo del Coghinas.
per ora stanno decidendo il match. Mentre c'è calcio di punizione proprio per la squadra di Cocco, che continua imperterrito a cercare di costruire occasioni su occasioni per cercare il modo di accorciare e di dimezzare lo svantaggio. Usai prova ad allungare per il compagno, trova però solo Serra da quelle parti, allora Fiorentino può ripartire con palla al piede, prova verticale, Meli prova a seguire Seu, da terra prova a rialzarsi, poi Masala interviene fallosamente sul numero 17 di casa, calcio di punizione, Meli, Serra, Della Mata se la sposta, poi decide di salire palla al piede, pallone verticale, ancora a cercare Seu, prova ad allargare il gioco verso Fiorentino, c'è movimento in area, Fiorentino, pallone verticale, Troisi prova ad arrivare su questo pallone, poi dopo poco si arrende. E allora Rice, prima di tutti, a rimettere in gioco. Masala. C'è movimento in verticale di Ryu, Masala prova a lanciarlo proprio per il 20. Prova Ryu a combattere, c'è Serra da quelle parti, ancora il capitano del Coghinas sempre in vantaggio su queste situazioni. 3 minuti di recupero nel mentre e quindi si continuerà per altri 180 secondi. Poi il direttore di gara fischierà a fine di questo primo tempo, che per ora ha come risultato 2-0 in favore del Coghinas Calcio. Masala prova a restituire il pallone a Usai, c'è Ramirez ancora di guardia da quelle parti, quindi altra rimessa laterale. Masala intervento di Meli nel mentre su Del Rio, quindi ennesima rimessa con le mani per la squadra di Cocco. Prova Masala sul secondo palo a cercare il colpo di testa del compagno, alla fine Fiorentino, per rischiare meno possibile, concede il calcio d'angolo. Del Rio a battere, tutti gli uomini del Coghinas dentro l'area di rigore a saltare per evitare il gol del 1-2 del Campanedda. Vediamo se gli ospiti lo troveranno. De Rio prova la battuta corta, ancora a cercare il movimento del 13, poi pallone forse allungato da Matteucci, ancora un attimo di confusione, prova a lottare Usai che prende anche una botta in testa, il direttore di gara comunque fa giocare. Gianni prova a sterzare, Seu gliela porta via, allora può ripartire il 17. Poi il direttore di gara si decide a fermare il gioco. C'è stata una botta in testa di Usai. Si è anche fatto abbastanza male, credo, l'ex Lanteri. Eccolo qua che arriva il dirigente del Campanedda per prestare soccorso alla sua punta, mentre siamo entrati nell'ultimo minuto. Vediamo se il direttore di gara si deciderà a concedere qualche secondo di gioco oppure se sarà fiscale fischierà al minuto 48. Esce Usai per permettere ai suoi compagni di giocare. Campanedda che si ritrova momentaneamente in 10 a difendere per questi ultimi secondi. Si ripartirà dalla palla a 2. Usai è uscito, si potrà ripartire. Serra, Della Matta con calma, Perez, Campanedda che sembra aver mollato almeno per questo primo tempo, nel mentre è rientrato in campo anche Usai che adesso cerca di mettere fretta a Perez. Lancio lungo del numero 1, a cercare ancora il colpo di testa di Seu, pallone prolungato, poi mette fuori ancora il calciatore del Campanedda. Della Mata prova ancora
a intervenire con la testa. Fine Masla, liscia, allora rischia tantissimo perché può ripartire Seu, serve Ramirez, pallone centrale, Meli prova a stoppare col mancino, non ci riesce, allora può ripartire Campanella con palla al piede, ma per il direttore di gara non c'è tempo, finisce così il primo tempo fra Coghinas e Campanella, finisce 2-0 grazie ai gol di Ramirez e di Roberto Seu. Io do la linea a Chico Piu, piccolo spot pubblicitario, poi appuntamento ancora per il secondo tempo di Coghinas Campanella. Medea è la società del gruppo Italgas attiva nella distribuzione del gas naturale in Sardegna. Medea è presente in maniera totale o parziale in 24 dei 38 bacini in cui è suddivisa l'isola, compresi i capoluoghi di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Con i suoi 1400 km di rete nativa digitale posata, altri 1500 di network digitalizzato e oltre 100 depositi criogenici di gas naturale liquefatto, Medea è la società che nel 2020 ha portato il metano nell'unica regione italiana, la Sardegna, che fino a quel momento ne era sprovvista. Attualmente 111 comuni e 53.000 clienti hanno la garanzia di una fonte di energia sicura, affidabile e più economica di altre tradizionalmente utilizzate sull'isola. Su medeagas.it sono disponibili tutte le informazioni utili dedicate alla società, le promozioni relative ai nuovi allacci alla rete del metano, le attivazioni della fornitura, i contributi per la realizzazione e l'adeguamento degli impianti interni necessari per consentire il servizio di distribuzione del gas. Per garantire un efficace supporto e accesso al servizio, Medea ha messo a disposizione dei cittadini una rete di infopoint in numerosi comuni della Sardegna, sportelli fisici situati a Porto Torres, Alghero, Sestu, Oristano, Siniscola, San Luri, Osilo e Narcao, per essere ancora più vicini al territorio. Medea, sicurezza, affidabilità, supporto e innovazione per la Sardegna. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti.
A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Guarda che il mondo non è tutto rose e fiori, è davvero un postaccio misero e sporco, e per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò andando avanti, non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incasti, e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. E se credi di essere forte, lo devi dimostrare che sei forte, perché un uomo vince solo se sa resistere. Non se ne va in giro a puntare il dito contro chi non c'entra, accusando prima questo o poi quell'altro di quanto sbaglia. I vigliacchi fanno così e tu non lo sei! Non lo sei affatto! leggo City and City. Io investo sulla rivista City and City. It's City and City. And I know that too. Scusa, io starei aspettando il mio caffè. Scusa, mi stavo scaricando la tua app. Da oggi è anche la tua app. E adesso è anche la vostra app. My City, anche nella tua città. In Italia, oggi più che mai, qualità e versatilità del servizio di distribuzione sono di primaria importanza quanto la scelta delle materie prime. Grazie all'esperienza più che decennale dei suoi soci fondatori, Winet SRL è in grado di orientarti e supportarti nella consegna dei tuoi prodotti in tutto il mondo, offrendoti un servizio affidabile e professionale. La piattaforma MyWinet ti permetterà di scegliere tra i migliori corrieri esistenti sul mercato, mostrandoti in tempo reale le loro quotazioni comprensive del costo carburante aggiornato ed eventuali supplementi per aree remote o località disagiate. Evidenzierà eventuali mancanze nei dati inseriti dai tuoi clienti nell'indirizzo di destinazione, come l'assenza del numero civico o del CAP. Ti permetterà di monitorare tutte le tue spedizioni avendo ben visibili data di consegna e nome di chi ha ritirato la merce, tutto in un'unica e intuitiva dashboard. Potrai scaricare e gestire in modo automatico i diversi ordini collegando i tuoi e-commerce o marketplace, Amazon, eBay, Etsy, PrestaShop, Shopify, WooCommerce e ti basterà un semplice click per elaborare contemporaneamente sino a 1000 spedizioni in 60 secondi.
Oltre 1500 clienti usufruiscono già dei nostri servizi. Tutte le nostre concessionarie aderiscono alla community Sardex Pay. Se anche tu ne fai parte, potrai pagare con la moneta complementare di riferimento del circuito Sardex. Winet, la soluzione completa per la gestione dei tuoi ordini e delle tue spedizioni. Fai la scelta giusta. Scegli Winet. Cos'altro? Scusate, cosa state facendo? Stiamo allacciando il metano. Lo stiamo portando in tutta l'isola. Passare al metano con la rete di Medea è semplice. E con il metano l'energia non si interrompe mai. E così state sereni. Arrivederci. Arrivederci. Sì, insomma. Visto? Con Medea il metano arriva dappertutto. Bentornati amici di Directa Sport per il secondo tempo di questa 11ª giornata di promozione Girone B. In campo Coghinas e Campanedda. Primo tempo terminato 2-0 in favore dei padroni di casa grazie a gol di Ezequiel Ciro Ramirez e di Roberto Seu, che per ora stanno decidendo il match. Campanedda che soprattutto nelle ultime fasi di gara e di primo tempo ha provato a prima a pareggiare, poi dopo il gol del raddoppio di Seu ad accorciare il risultato, senza successo però. Il primo tempo è terminato 2-0. Altri 45 minuti a disposizione della squadra di presidente Antonio Nonna per cercare di riprendere questa gara, mentre ci sono cambi. Si potrà ripartire. Del Rio batte il primo pallone e poi va a lungo. Ancora Osai col colpo di testa a prolungare il pallone alla ricerca del movimento di Riu. Non trovato però dopo la deviazione. Allora rimessa laterale Masala. Ancora Riu, prova a girare dietro, prova con lo spunto personale il numero 8, alla fine il contrasto, e allora deve ricominciare Campanedda col lancio lungo, un attimo di confusione, prova a uscirne meglio, ancora a mettere ordine, poi il lancio lungo spettacolare a cercare il movimento di Matteucci in verticale, prova Matteucci ancora, buttato giù da Masala regolarmente secondo il direttore di gara, e quindi si può continuare a giocare, rimane comunque a terra in area di rigore il numero 8 della squadra di Paolo Congiu. Poi Criado facendo con il braccio al direttore di gara, come dire il mio compagno a terra, ferma il gioco. Il direttore di gara alla fine si vede costretto a mettere il fischietto in bocca per andare ad rassicurarsi sulle condizioni del capocannoniere del Coghinas, che alla fine adesso si alza. Nessun risentimento credo per lui. Vediamo come si evolverà. Prova Usai con lo spunto personale. Masala ancora a mettere ordine. Ennesimo contrasto con Seu. Stavolta è il numero 3 del Campanedda a rimanere per terra. Intervento forse in leggero ritardo di Seu. Per il direttore di gara ci sono gli estremi del calcio di punizione. Allora Seu è costretto ad allontanarsi dal punto di battuta per permettere ai calciatori di Campanedda di giocare. Tocci si allarga il pallone, poi prova col cross rasoterra sul primo palo, non trova nessuno se non il numero 6, tra l'altro stesso numero avversario. E la può rigiocare Tocci. Masala sterza, ci mette la gamba Ramirez, può ripartire ancora Matteucci, prova Matteucci, soluzione personale su uno, non su un due, poi
con la testa addirittura da allontanare il numero 13, buttato giù Meli, fischia il direttore di gara, però non calcio di rigore. E ora batte il Campanedda per il direttore di gara, però bisogna attendere. Meli non è sicuramente contento della scelta dell'arbitro, che però è sicuro e non torna sui suoi passi. Possesso Campanedda, Masala la battuta, Del Rio scambia col 3, non un passaggio preciso del numero 8, alla fine Masala riesce comunque a conservare la rimessa laterale. Masala prova con Loba, ancora in avanti, trova la testa di Criado, alla fine meglio a mettere ordine. Ramirez centralmente, prova Troisi, adesso ha spazio il numero 19 per ragionare, c'è il movimento in verticale di De Riu. Troisi prova ancora a cercare lo spunto di sé, un attimo di confusione, Masala non... poi si dimentica dove sia il pallone, poi lotta con Matteucci, commette fallo il numero 8, allora Masala a battere subito in verticale, a cercare il movimento del 7 anticipato da De Riu, che senza rischiare niente alza il pallone e lo mette in fallo laterale. E ora possesso Campanedda di vicino, Del Rio riesce a servire in mezzo agli uomini il numero 21 Gamarra Ivan, poi c'è un calcio di punizione per il Coginas. Perez alla battuta, che ovviamente se la prende con calma. Fischia il direttore di gara e ora andrà Perez subito lungo a cercare il movimento di Seu, salta al 17, viene però meno dal contatto col pallone, poi Serra lotta e cerca di andare subito verticale a cercare il movimento di Matteucci, vediamo se riuscirà a salvare un pallone praticamente impossibile, riesce però il numero 8 in qualche modo, prova a spostarsela sul mancino, ancora lotta Matteucci, poi sterza, decide di premiare il movimento in verticale di Fiorentino, messo fuori giri però dall'intervento di Riu, e quindi altro rimessa con le mani per il Coginas Calcio. Fiorentino dentro ancora a cercare la deviazione del compagno, non trova nessuno se non quelle degli avversari. Criado prova ancora, Fiorentino stavolta sul secondo palo, ancora per Seu, che però arriva troppo in ritardo col pallone, ancora Seu. Prova col cross e si rivela un lancio fuori per Ramirez, che prova ad allungare di testa per cercare di premiare Troisi. Rice però arriva prima del numero 19. Mette per terra Rice e gioca lì vicino, Gamarra. Smista per Scigliano che sbaglia, allora Troisi prova a partire, Seu allarga il gioco, c'è Matteucci da quelle parti, forse il pallone è troppo defilato, Matteucci comunque lo tira in gioco, prova a scaricare largo, Ramirez centralmente a cercare il movimento di Meli, ancora atterrato in area di rigore il numero 10, per il direttore di gara non c'è nulla, allora può ripartire il Campanedda, non bene. Criado allarga il gioco, Troisi, ancora Criado. Richiede il pallone Matteucci, alla fine Criado restituisce dietro, Della Matta può ripartire. De Riu, 1 contro 1, può passare il 4, alla fine non riesce. Scigliano intervenuto bene e in maniera pulita sul pallone. Allora si ripartirà con la rimessa laterale. De Riu alla battuta. Mentre stiamo entrando nel 7° minuto di questo secondo tempo. Risultato ancora di 2-0 in favore del Coginas Calcio. Campanedda però soprattutto in questo secondo tempo sembra avere leggermente più voglia e possibilità di giocare davanti, anche perché il Coginas, nonostante le varie occasioni davanti, sicuramente ha abbassato il ritmo rispetto all'inizio gara, anche per cercare di conservare, di non buttare il vantaggio accumulato. Del Rio sterza in qualche modo, poi atterrato Masala a palla lontana, allora c'è la munizione per Criado, ammonito il numero 18 del Coginas. Quindi calcio di punizione, Masala
alla battuta. Mentre si prepara un altro cambio. Esce il numero 8. Entra con la numero 9 Cotani. E la Masala adesso potrà andare alla battuta di questo calcio di punizione. Subito profondo, ancora a cercare lo spunto proprio di Cotani, appena entrato prova a sgasare, a sfruttare la sua freschezza. Non abbastanza però per salvare questo lancio del numero 3. E allora Perez potrà rimettere in gioco con calma il classe 2000 del Coghinas Calcio. Per lui secondo anno tra le fila della squadra di Cungio, l'anno scorso assoluto protagonista della vittoria della Coppa Italia di promozione, soprattutto per la sua grande prestazione in finale, in cui ha contribuito alla vittoria grazie a qualche rigore parato. Masala con la testa a prolungare per il compagno, non trova nessuno, poi un attimo di confusione, riesce comunque a uscire nel Campanedda, prova ad allargare il gioco, trova fortunosamente il numero 7 Del Rio che prova a passare a De Riu però gli scippa il pallone e può ripartire adesso la mandova del Coghinas, prova ancora a mantenere il possesso De Riu, lo salva il numero 6, un attimo di confusione, poi c'è calcio di punizione per il Coghinas dopo il tocco di mano del numero 6 Tocci. Quindi calcio di punizione per le maglie bianche, invece no, rimessa laterale. Perez. Colpo di testa, un attimo di confusione, poi Meli, Ramirez prova ad allungare il pallone per De Riu, 1 contro 1, poi pallone toccato. Alla fine per l'ultima volta da un giocatore del Campanedda. Quindi Perez col mancino lungo prova a servire Meli che però salta e perde il duello aereo, poi colpo di testa di Serra, un attimo di confusione, Cotani prova a mettere un pochettino di ordine con Lobby in avanti a cercare il compagno, trova la deviazione dell'avversario, allora può ripartire con una rimessa con le mani il Campanedda. Continua a persistere questo momento di confusione delle due squadre. Campanedda che sta giocando molto sui calci lunghi, gioca poco sul fraseggio come in questo caso con Masala che prova ad andare dentro da Usai, atterrato in area di rigore, prova Del Rio a calciare. Non il tipo di tiri che crea pensieri a Santiago Perez che ferma comodamente con le mani. Prova ancora con lancio lungo a cercare il movimento del numero 17 Seu, autore tra l'altro del gol del 2-0. Non lo trova però, allora il Campanedda con un altro calcio lungo. Prova a giocare con la palla a terra adesso la squadra di casa fiorentino. Pallone in verticale, Matteucci prova a proteggerla, poi da terra prova a servire Fiorentino, non riesce, allora Masala può uscire palla al piede, in avanti ancora a cercare Cotani, movimento poi di Del Rio, De Riu non stoppa bene, allora può approfittarne il 7, calcia Del Rio, pone rimedio ai suoi stessi errori, calcio d'angolo. Forse una delle occasioni più ghiotte per il Campanedda, poteva sfruttarla sicuramente di più Del Rio Alessio, ma ha dovuto fare i conti con De Riu che è arrivato indemoniato sul pallone. Comunque cross, fallo in attacco
del Campanedda. Calcio di punizione per il Coghinas. 13° minuto in corso. Perez alla battuta, ovviamente con la sua solita calma che abbiamo avuto modo di vedere qui sui nostri canali di Directa Sport. La partita del Luogo Santo contro il Coghinas, proprio al Luogo Santo, in cui Perez, nei 30 minuti in cui il Coghinas si è ritrovato a dover difendere in 9, è riuscito a gestire bene tutto il tempo a disposizione, soprattutto nelle rimesse dal fondo. Fallo sul calciatore del Campanedda, allora può ripartire adesso la squadra ospite. Poi Cotani prova a battere velocemente e trova Ramirez che becca una munizione. Mossa di esperienza del numero 9. Adesso Ramirez dovrà stare particolarmente attento, essendo già ammonito, così come Troisi e Criado. Dovrà sicuramente cambiare metro di giudizio sui suoi interventi, ma occhio qua al colpo di testa di Cotani. È entrato bene in gara il numero 9, ma questo colpo di testa non è abbastanza per bucare Perez, che ferma comodamente con le mani. Mette giù l'1, poi va lungo a cercare il movimento di Seu, ancora anticipato dal colpo di testa di calciatore del Campanedda. Poi De Rio, altro colpo di testa, lancio lungo, ancora a cercare il movimento del 9. Ceusai lì a combattere, ancora il numero 11 sembra essere entrato meglio al secondo tempo che al primo. Poi Del Rio perde il pallone con Ramirez, può uscire palla al piede il numero 7, decide di servire Seu, prova l'1-2, Seu atterrato da dietro dal numero 13 Scigliano, che becca il provvedimento disciplinare. Rimane a terra Roberto Seu. Colpo duro sul numero 17. Contrasto che sicuramente non faceva sconti. E allora calcio di punizione Coghinas. Della Matta. Prova col lancio De Rio, ancora Troisi a servire Seu prova ancora a sfruttare i meli fuori, atterrato, comunque c'è Matteucci, calcia col mancino. Interviene bene Rais, calcio d'angolo. Matteucci alla battuta, c'è Troisi lì vicino, tutti quelli del Campanedda dentro a saltare per evitare guai. Matteucci alla battuta di questo calcio d'angolo, prova col cross dentro, Criado tocca, poi ancora la conclusione di Fiorentino, ancora deviata, altro calcio d'angolo a disposizione del Coghinas, che vuole un altro gol. Sempre Matteucci sul punto di battuta, c'è sempre Troisi lì vicino per dargli un'opzione anche lì vicino. Poi tutti gli uomini del Campanedda dentro a saltare come qualche secondo fa. Solo Serra e De Riu fuori dall'area di rigore per evitare la ripartenza degli ospiti. Mentre il direttore di gara dà indicazioni dentro l'area e poi potrà andare Matteucci. Va ancora gol cross dentro, prolungato, finisce però in fallo laterale a favore della squadra di casa. Fiorentino alla battuta.
La potrà andare il 22, dentro ancora, cerca la deviazione, c'è Usai lì di guardia, il pallone però è ancora in zona pericolosa, prova a uscire il calciatore del Campanedda, è rimasto a terra un altro proprio per l'intervento con il calciatore del Coghinas, nel mentre prende la munizione della Mata. Si rialza adesso Scigliano. Sembra aver accusato solo il colpo, niente di grave credo per lui. Infatti adesso andrà la battuta di questo calcio di punizione. Lancio lungo, Ramirez con il piattone a prolungare il pallone per cercare il movimento del compagno, non trova nessuno, allora Truisi si è costretto a combattere con Del Rio, ancora Truisi prova a passare addirittura il numero, non riesce però Del Rio prova a fare il salvabile con un altro numero, non trova però il compagno. E allora Serra può giocare ancora verticale per premiare il movimento di Seu. Non trova nessuno. E allora Masala. Lancio lungo ancora, a cercare il movimento di Usai, il pallone però è troppo lungo. E allora Perez aspetta che il numero 11 si avvicini, sfrutta tutto il tempo a disposizione. E poi va lungo. Prova Scinneggiani, Seu prova a toglierla fallosamente, però calcio di punizione Campanedda. Danneggiani poi indemoniato va a prendersi più velocemente possibile il pallone, mentre entriamo nel 20° minuto di questo secondo tempo, risultato ancora di 2-0. Parziale del secondo tempo ancora a reti bianche, ma il Campanedda ci sta provando in tutti i modi, come sta provando in tutti i modi il Coghinas ad allungare su un Campanedda che ci ha dimostrato di non essere mai morto. Calcio di punizione. Conta i passi il direttore di gara. E poi si andrà con la battuta di questo calcio di punizione in zona pericolosa. Tutti gli uomini del Coghinas a difendere. Cross dentro. Non ci arriva nessuno dei calciatori del Campanedda, solo quelli del Coghinas. E allora calcio d'angolo. Del Rio alla battuta. Parte Del Rio, corto! Ha cercato l'Eurogol Scigliano, ha trovato però la deviazione. E poi il fondo. E allora altro calcio d'angolo. Del Rio finta, allora andrà il suo compagno alla battuta, stavolta sul secondo palo, non trova nessuno, allora Meli allunga il pallone per concedere si rimessa laterale, ma soprattutto fiato alla sua squadra, che però non deve abbassare la concentrazione. Prova Usai a creare problemi, della Mata fuori, poi ancora un'occasione per il Campanedda. Meli prova a combattere, a sottrarre il pallone, non riesce pienamente, allora Masala finta, prova ad allargare sulla lato di sinistra per il compagno. Ramirez prova a uscire, il campo è finito. Rimessa laterale Campanedda, Masala la battuta. Lottario ancora, mantiene il possesso, poi allarga il gioco
C'è Masala col cross verso Usai, ancora anticipato da Della Matta, poi salta Meli, perde il duello aereo, c'è Troisi da quelle parti, prova ad allungarla proprio per il 10, ancora Augusti Meli prova ad allargare il gioco sull'out di sinistra, Seu a prendersi il pallone, c'è movimento in area anche di Matteucci, Seu prova a servirlo con il cross, deviato però da Gianni, rimessa laterale. Fiorentina alla battuta. Va Fiorentino direttamente in area di rigore, prova Ramirez a prolungare. Chiedono angolo in tribuna, l'arbitro è della stessa idea. E quindi calcio d'angolo. Sempre Matteucci e Troisi lì vicino alla bandierina. Matteucci piazza il pallone, Troisi lì vicino per dare un'opzione che non sia quella di mettere in mezzo all'argentino, che chiama lo schema, alza le due braccia, adesso vediamo cosa sceglierà l'argentino di Buenos Aires. Prova ancora Matteucci sul primo palo, pallone messo fuori, c'è Serra da quelle parti che ritorna addirittura da Perez per guadagnare più secondi possibili. Perez allarga il gioco a cercare Ramirez, prova a salvarla, Ramirez, Gianni salta e la mette fuori. Sicuramente nel saltare si è fatto male, allora il direttore di gara chiede l'intervento dei sanitari della panchina, che adesso presteranno le cure al numero 17, classe 86. Bandiera assoluta del Campanedda dalla stagione 17-18, che rappresenta questi colori. Per lui un gol in stagione. Mentre i compagni fanno cenno in tribuna che si richiederà il cambio. Gamarra si è girato verso la tribuna, sicuramente da qualche dirigente ha fatto il segno del cambio, sicuramente non ce la fa Del Rio, Gianni scusate, e quindi si andrà per il cambio. Campanella che adesso perde un giocatore di assoluta esperienza, fondamentale per la sua squadra, mentre come vedete dalle immagini del nostro Chico Più si continua a richiedere il cambio, che arriverà adesso. Infatti c'è movimento in panchina. Doppio cambio per il Campanedda. Entrerà Valenti. A sostituire Daniel Gianni. Ancora mani nei capelli per il numero 17. E poi non riesce neanche ad alzarsi. Si allontana dal terreno di gioco, addirittura trascinandosi da terra. Poi il direttore di gara fa cenno che si può ripartire. Criado. Perez. Allarga il gioco. Della Matta. Prova a portare su il numero 6. Ancora Della Matta. Mancino allora dentro a cercare il movimento di Matteucci. Ancora anticipato dall'intervento del calciatore del Campanedda. Poi tacco ancora di Del Rio a servire Usaid. Prova a mantenerla al numero 11. Alla fine il pallone è uscito. Rimessa laterale per il Coginas. Ha mollato subito il pallone il numero 11 Usai. Poi c'è stato un errore
del direttore di gara, che però si è subito corretto con l'aiuto del guardalinee. De Rio dietro, Della Matta ricomincia allora da capo con Perez. Seu prova a controllare il pallone col destro, poi torna dietro, Criado allarga il gioco, Della Matta esterno, sterza, ricomincia Criado, Serra, finta col corpo, poi può partire palla al piede, a spazio numero 2, ancora Serra col cross dentro a cercare il movimento, ancora Valenti in anticipo, è entrato bene in partita Valenti, poi Criado, verticale, Ramirez, altro pallone deviato e quindi altra rimessa con le mani per il Coghinas. 29esimo minuto in corso, risultato che è ancora di 2-0. Campanedda che adesso si deve privare anche di Daniel Gianni, che nel mentre si è rialzato dal bordo del campo, zoppica. Comunque squadra ospite che può fare affidamento su Giuseppe Valenti, che ha deciso lo scorso match, nel mentre c'è munizione per Gamarra. Dicevamo Valenti, giocatore che ha deciso la scorsa giornata, è suo l'unico gol del match fra Campanedda e Bosa, terminato per l'appunto 1-0 a favore dei padroni di casa. Continua invece il momento buio fuori dalle mura amiche della squadra di Cocco Antonio, che per ora non ha trovato ancora una vittoria. Dopo 11 giornate sono solo 2 i punti dei 12 disponibili fuori casa che la squadra è riuscita a portare a casa. Coghinas che invece continua il trend positivo degli ultimi 2 match tra queste due squadre, che tra l'altro si sono incontrate per l'ultima volta nella stagione 21-22. Finì entrambe le volte con l'esultanza del Coghinas, che vinse per 1-0 qui al Comunale di Santa Maria Coghinas e poi 1-2 sul campo del Campanedda. Può giocare proprio il Coghinas con Meli, allarga il gioco verso Troisi, c'è movimento in area, pallone di ritorno ancora per Meli, sporcato però questo passaggio al limite e allora può ripartire il Campanedda. Usai prova ad allungare il pallone per cercare lo spunto del compagno, Della Matta poi prova a mettere fuori, forse un po' troppo frettoloso, il numero 6 poteva decidere di fare qualcos'altro. Comunque rimessa laterale a favore del Campanedda. Masala gioca lì vicino, ancora Masala, prova ad andare stavolta verticalmente da solo, si lancia, supera 1 e supera 2, poi Ramirez commette fallo sul numero 3, cambi sia per il Campanedda che per Paolo Congiu. Esce Del Rio, entra con il numero 19 Bitti. Il Campanedda sostituisce il numero 7 Del Rio con il numero 19 Bitti. Il Coghinas sostituisce E poi il numero 17 Roberto Seu. L'ingresso in campo di Predrag Radovanovic, è tornato alla punta di Belgrado dopo 3 giornate di stop a causa di un problema di salute. È tornato poi in panchina la scorsa giornata nel derby. Adesso mister Congiu gli concede anche qualche minuto in campo. Per lui 5 gol in questo campionato. Questa è un'ottima occasione per il serbo per iniziare a mettere minuti nelle gambe, dopo appunto essere tornato dopo 4 giornate praticamente. Può giocare il Campanedda, ancora col pallone in verticale, Serra prova ad andare verticale, prova
ancora meglio a prolungare il pallone. Radovanovic si impone con il fisico e subisce il primo fallo della sua gara. Il fallo è stato commesso dal numero 13 Scigliano, che inizia coi crampi. Adesso si rialza il calciatore ospite e allora si ripartirà col calcio di punizione. Criado verticale, ancora a cercare Radovanovic, non riesce ad arrivare con l'appuntamento al pallone e allora ripartirà il Campanedda. Tacco, prova a partire ancora il numero 4, gliela toglie Ramirez, che adesso può ripartire. Troisi, 1-2, ancora Ramirez con calma, poi va verticale, eccolo Troisi con il lancio verticale, c'è Radovanovic lì vicino, per il direttore di gara però c'è fuori gioco, in particolare per il guardaline, e allora deve ripartire il Campanedda. In verticale ancora Usai, tanto lavoro sporco del numero 11, si è ritrovato pochissime volte invece a dover concludere in porta. Non un'ottima giornata ancora per Andrea Usai, fermo a 2 gol in questo campionato in 11 giornate. Non un ottimo rendimento, ma il compito che gli ha assegnato, abbiamo visto, non è quello di segnare, quello soprattutto di lavorare là davanti per cercare di far salire la squadra e di servire i palloni corretti ai compagni per permettere agli altri di segnare. Della Mata prova con lancio verticale, ancora a cercare lo spunto di Troisi, poi Ramirez combatte, ancora Troisi, prova col tacco a servire De Riu, che però non ha capito subito le intenzioni del 19. Rimessa laterale per il Campanedda, rumoreggia il pubblico. Sembrava che De Riu fosse riuscito a mantenerla e poi lanciata addosso all'avversario. Non secondo il direttore di gara, nel mentre occhio, grande occasione per il Coghinas, stava per combinare la frittata, forse unico errore questo della gara di Masala, che stava per mettere 3 gol tra la squadra avversaria e la propria. Rice per fortuna era attento e ha evitato guai peggiori. Va Matteucci ancora dentro, tocca nessuno, fondo. Ottimo cross di Matteucci, non ha trovato però nessuno, né dei suoi compagni né degli avversari, per guadagnare calcio d'angolo dall'altra parte, ma ha trovato solo il fondo, quindi rimessa dal fondo. Rice alla battuta, Valenti chiede profondità e allora se la sistema Samuele Rice, che poi va lungo ancora a cercare il movimento di Usai, forse la tocca, forse la prolunga, forse no, poi prova Radovanovic a lanciare Matteucci, Masala protegge il pallone, prova a dargli fastidio all'argentino, ancora Masala mantiene in gioco il pallone, poi si impone intelligentemente, lancia il pallone addosso al numero 8 e guadagna rimessa con le mani. Prova Usai, lotta, prova a uscire palla al piede, poi lancio in verticale ancora a cercare il movimento del numero 11, il campo è finito. Rimessa laterale per il Coghinas, Fiorentino. Pallone per Ramirez, lotta con Meli, poi può ripartire adesso il Campanedda, c'è movimento in verticale di Riu, prova a premiare il suo compagno, poi De Riu si trova al momento giusto, nel posto giusto, e lancia Radovanovic, centralmente Meli, passa Meli ancora in velocità, Meli, serve Matteucci, è tutto buono stavolta, Matteucci sigla il suo 10° gol in promozione in questa stagione, primo calciatore in doppia cifra del Santa Maria Coghinas.
che rendimento per l'argentino. Tripletta scorsa giornata, gol oggi e 2 gol che praticamente affossa il Campanedda. E mentre c'è cambio per Paolo Congiu, esce proprio Santiago Matteucci. Entra con il numero 11 Bo Federico. Autore del gol del 5-1 scorsa giornata. C'è spazio anche per il giovane 2007 in questa gara che praticamente non è mai stata in discussione. Campanedda che si è sempre trovato a dover rincorrere. Coginas che sta per ritrovare la vittoria in casa che manca dal 5 di ottobre. Era un lì punti. Era un Coginas di punti. Proprio la gara del ritorno di Santiago Matteucci, che oggi ha siglato il gol numero 10 della sua stagione. Ci sono altri 6 minuti e 20 secondi più recupero da giocare per le speranze del Campanedda, almeno per il gol della bandiera. Poi vedremo se arriverà. Rio allunga il pallone ancora per sfruttare lo spunto del 6 che prova ancora fuori, c'è Cotana da quelle parti, poi calcia ancora Muratto e allora può ripartire Bo. Lotta col fisico, passa Bo, allarga ancora il gioco verso Criado che va subito verticale a cercare il movimento di Radovanovic. Grande controllo del numero 9, ancora Radovanovic, ci prova da casa sua, troppo alto il tiro del serbo. Mentre c'è munizione per De Riu. Si riprenderà poi dalla rimessa dal fondo. Rais attende il fischio d'arbitro che arriva e poi andrà la battuta. Ovviamente in verticale, ancora a cercare Usai, stavolta anticipato da Ramirez, si rivela un passaggio per Radovanovic nel rigore, calcia Radovanovic. Ancora Rais, ma occhio perché il pallone è buono, prova a proteggere, ad imporsi Radovanovic che passa a commette infrazione, quindi calcio di punizione. Masala, ancora la battuta dei calci piazzati da quelle parti. Giocherà dietro con Rais, Valenti. Porta sul 5. Orchestra la manovra, poi Usai fa da schermo gol fisico per permettere il movimento del numero 9. Non trova però il compagno, quindi può ripartire il Coginas. Criado, Serra, Ramirez prova la triangolazione, Fiorentino controlla e va a verticale, ancora Bo, prova a lottare, lotta con Masala, prova a mantenere il possesso, poi c'è fallo del numero 11, può ripartire il Campanedda subito con il lancio in verticale. È da ribattere però questo calcio di punizione. Non è stato battuto nel modo corretto da Masala. E quindi ultimi 4 minuti più recupero al termine della gara. Risultato che è di 3-0 per il Coginas. Risultato abbastanza netto, ma giusto per quello che abbiamo visto. Perez è stato impegnato soprattutto in avvio del secondo tempo. Poi il Coginas ha alzato leggermente il ritmo, ha trovato il gol di Matteucci che di fatto sembra aver spento le speranze del Campanedda. Prova Radovanovic nel mentre con il lancio verticale ancora cerca il movimento di Criado che lascia che l'avversario tocchi con la testa e guadagna la rimessa con le mani. Non molla la panchina nel mentre del Campanedda. Cambio. Esce Usai.
entra con il numero 30. Il Campanella sostituisce il numero 11 Usai col numero 30. Sembra un gioco di parole. Vediamo se il giovane 30 avrà il tempo per entrare in partita e magari far vedere qualcosa di buono alla panchina del Campanella, che per ora di buono ha davvero poco, se non la grande prestazione soprattutto in fase difensiva di Masala. Poi anche una buona prestazione di Usai, che adesso ha fatto spazio proprio a classe 2007, prestazione del numero 11 che è più di sacrificio che da punta vera. Insomma, sembra che l'istinto del killer dell'ex Lanteri oggi sia stato messo da parte per permettere ai compagni di salire verticalmente. Comunque non sono riusciti gli uomini di Cocco ad imporsi praticamente mai da davanti. E infatti il risultato recita 0 gol per il Campanella. In questo campionato, ovviamente contando i gol subiti oggi, è a 20 gol subiti. Continua però il periodo no dell'attacco della squadra della frazione di Sassari. Solo 15 gol segnati. Complice anche il fatto di non poter contare su un vero bomber di razza, come può fare invece il Coghinas, che può contare su Santiago Mateucci e su Radovanovic, rispettivamente a 10 e 5 gol. Comunque prova il Campanella, che non molla. Prova Riu ancora, l'intervento però di Perez che non lascia niente al caso. È rimasto a terra Riu. Per il direttore di gara la palla è uscita e quindi calcio d'angolo. Cinque minuti di recupero. 5 minuti di speranza per il Campanella. Mentre scintille fra Perez e Masala in area di rigore. L'arbitro va subito a mettere fine alle tensioni. Perez però ha qualcosa da dire all'arbitro. Gioco che è fermo mentre siamo entrati nei minuti di recupero. Perez poi si allontana e prende posto in porta. Continua nel mentre a dare indicazioni ai suoi compagni che non devono abbassare il tasso di concentrazione. Cross dentro, troppo alto, fondo. E allora Perez, con la calma che lo contraddistingue, si prende il pallone, qualche passo. Poi chiede ai suoi compagni di salire con il baricentro. Andrà sicuramente al lancio lungo. Non c'è motivo per costruire da dietro. Perez ancora a cercare Radovanovic, prova a lottare il serbo, poi con la testa cerca Ramirez. C'è fallo. Quindi calcio di punizione. Batte Meli dietro Ramirez. Criado della Matta. Con calma, prima fa finta di darla a Criado, poi sale palla al piede, ancora pallone verticale a cercare Radovanovic, pallone sporcato. E ancora però a disposizione del numero 6 che ricomincia, Meli. Pallone verticale sporcato da Riu, arriva però De Riu. Lo scarico verso Radovanovic. Grande intervento di Rice, che nega al serbo la gioia del gol.
C'è già felicità per il rientro della Punta di Belgrado, pensate, per un gol. Vediamo se ci sarà tempo. Cross dentro, è rimasto a terra Masala dopo un contatto. Per il direttore di gara è falloso, calcio di punizione. Rice. Abbiamo superato la metà dei minuti di recupero a disposizione. Campanella che continua a manovrare non bene questa sfera, che poi ritorna a disposizione del Coghinas. Lancio ancora a cercare Meli nella rigore, sterza Meli, calcia addosso a Rice senza problemi. Prova ad allargare il gioco adesso il portiere numero 12 a cercare lo spunto del 19 che prova a partire centralmente. C'è il compagno, ancora il pallone verso il numero 30 che prova a cambiare il gioco, esce De Riu, non bene, allora ancora Campanedda, sterza ancora, prova a manovrare il 9, poi prova con l'imbucata centrale, Meli, sterza ancora col corpo fitta e poi serve Della Matta che va lungo a cercare Predrag Radovanovic, anticipato, poi si fa vedere in posizione regolare secondo direttore di gara, e invece no, ci ripensa il guardaline, ci ha voluto pensare qualche secondo, non ha alzato subito la bandierina. È partito comunque in fuorigioco il serbo. E quindi Campanedda in possesso. Lancio verticale Riu centralmente ancora verso Cotani. Poi Ramirez a mettere ordine. Troisi a spazio classe 2008. Poi Meli. Sembra aver gettato la spugna il Campanedda. Coghinas che continua a manovrare il pallone e poi a cercare lo spunto in verticale. Proi adesso prova a proteggere il pallone per il direttore di gara. Può finire così. Finisce qua. Coghinas calcio 3, Campanedda 0, finisce così questa 11ª giornata di promozione. Coghinas che ritrova la vittoria in casa dopo 3 giornate di digiuno. Continua il periodo buio del Campanedda fuori casa. Io ringrazio Chico Piu per averci fornito le immagini e gli do la linea. Un saluto, buona serata.